Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati in questa domenica 15 febbraio 2026. Si gioca il posticipo della 19ª giornata in pista. La Blue Factor Castiglione ospita l'Hockey Versilia Forte dei Marmi. Le squadre sono già agli ordini degli arbitri. Ricordo Alessandro Eccelsi Novara, ma non c'è Olderico Barbarisi di Salerno, a cui mandiamo un saluto, sostituito da Matteo Galoppi di Follonia. Al tavolo anche Nello Lorenzoni, sempre di Follonia. Andiamo allora con le formazioni. Una buonasera da Enrico Giovannelli, e alla telecamera c'è Claudio Donnini, in regia Valentina Nesi. Eccole qui: Castiglione schiera il portiere, il capitano Michael Zaita, poi Mattia Maldini, Filippo Montauti, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Eschibel, Alberto Cabiddu, Oscar La Sorza, Thomas Escobar. L'altro portiere Gabriele Race, in panchina Massimo Bracali. Risponde il Forte dei Marmi con il portiere Riccardo Ognata, poi Thomas Lopez, Sebastiano Dualde, Alessandro Checchetto, Piercarlo Cacciaguerda, Liam Bozzetto, Alex Raffaelli, Tommaso Giovannelli, David Ballestero. L'altro portiere Raffaello Ciupi. In panchina non è Mirko Bertolucci, era l'allenatore dell'altra partita, ma il tecnico è un altro Highlander come Roberto Crudeli. Ormai è quasi tutto pronto. Questa è una partita importantissima, soprattutto per la quota salvezza. Ci sarà insomma da vedere da qui alla fine del campionato. Non manca tantissimo, ricordo 26 giornate, e questo è anche un derby che torna al Casamora in Serie a distanza addirittura dal 2008-2009, l'ultimo anno che si sono incontrate in A1, poi tantissimi scontri in Serie A2 tra Castiglione e Forte dei Marmi, non parliamo poi delle giovanili. Inizia allora la sfida tra la Blue Factor Castiglione e il Versilia Forte dei Marmi. Sono proprio i rossoblu, subito pericolosi, para Zaita, avanza Escobar. La partita è iniziata subito a 1000 all'ora, all'andata vinse la formazione rossoblu 7-5, ma fu gara intensa comunque per almeno 3/4 di match. La differenza sostanzialmente la fecero le parate, soprattutto di Richignata, portiere fantastico del Forte. Poi ci prova in area ancora Escobar, recupera la pallina Ballestero, che fu l'autore dei gol decisivi proprio nel match di andata. Manovra Lopez, poi finisce a terra Lopez, c'è il fallo commesso da Maldini. Castiglione deve stare attento, soprattutto a cartellini blu, la squadra che ne ha presi più di tutti in generale, davvero tantissimi. Avanzano i versiliesi, proprio Ballestero. Poi ancora uno scontro a centropista, il fallo però questa volta l'ha commesso il numero 18 Liam Bozzetto, il montecchiese, che arriva però da Lodi. Si è scontrato con Eschibel, che riceve la pallina. Prova una conclusione, la formazione maremmana, ma intercettata, sempre però Cabiddu. Maldini al tiro, attentissimo Ognata, ma la sfera ha superato la trasversale, e allora può ripartire Sebastian Dualde. Bozzetto, sfera per Lopez, una squadra giovane anche quella del Forte, accompagnata da un gruppetto di tifosi. Trasferta comoda questa, anche se la domenica pomeriggio. Avanza Escobar, chiuso proprio da Ballestero, anche lui un passato in Italia
David Ballestero Duran. Ha giocato anche a Scandiano un paio di stagioni. Intanto in area Escobar, ferma tutto Ognata. Poi la pallina rispedita al centro, ma lì non c'è nessuno. Gli urlacci di Crudeli. Si lotta ancora Ballestero, però sempre al centro pista. Poi il tiro da lunga distanza proprio dello spagnolo 31enne, nato al Picat, già 16 gol in stagione. Si riprende a giocare Kabiddu, primi minuti di studio, Kabiddu al tiro, la stecca di Ignata. Ricky Ignata rimane ancora uno dei migliori portieri al mondo. Clamorosa qualche settimana fa la vittoria del Forte a Trissino in casa dei campioni d'Italia, grazie soprattutto alle paratissime di Ricky. Adesso attacca il Castiglione, in contemporanea si gioca anche la partita Bassano, fra Bassano e Novara. Una giornata questa tutto sommato che ha visto dei risultati importanti. Il Monza ha battuto il Follonica 6-1, il Viareggio il Breganze 10-1. Giovinazzo che con Pino Marzella in panchina ha cambiato marcia 3-2 al Sarzana. Valdagno ha vinto a Grosseto 5-4 e poi il Trissino ha battuto nel big match il Lodi 4-2. Recupera Maldini, poi il tiro Ognata, fa la parata, poi c'è il fallo da parte di Bozzetto sotto gli occhi dell'arbitro Eccelsi, che qui tanti anni fa fu protagonista nelle finali che riportarono in Serie A2 il Castiglione, la vittoria nelle finali di Serie B. Lui era uno dei fischietti che arrivò in Maremma e dette anche credibilità, perché insomma arbitro internazionale. Intanto prova ancora Escobar, lo prende Ballestero, in passaggio a cercare Lopez, Thomas Lopez, l'argentino, 18 anni. Poi si immola Maldini, recupera la palla la formazione maremmana. Kabiddu al tiro, la paratissima di Ignata anche su Escobar. Poi Eschibel ha iniziato bene, quintetto bianco-celeste di Bracali. Eschibel protagonista anche nella partita dell'Under 23 con il gol vittoria a Viareggio contro l'SPV. Poi Escobar bloccato, alla meglio Dualde che si libera, poi tenta di far ripartire l'azione ma la spedisce in una zona di pista dove non c'è nessuno. Allora Eschibel, Maldini, il Castiglione manca sempre Serze Cabella, che potrebbe fra qualche settimana avere un responso positivo per l'infortunio al braccio, magari di ritrovarlo per il finale di stagione. Poi riparte il Forte, Lopez per Bozzetto, poi la pallina in mezzo da parte di Ballestero, recupera Lopez, ci prova ancora il Forte dei Marmi, chiude la difesa maremmana. Allora Escobar per Eschibel, il tiro sull'esterno della rete. Ignata aveva chiuso tutto e dunque ingaggio. Recupera la pallina Eschibel, Kabiddu, Escobar, ancora Thomas, Escobar va al tiro ma l'Ignata a mano aperta. Allora Ballestero, contropiede del Forte ma chiuso Maldini.
Poi arriva un fallo di Ballestero. Se ne sono andati praticamente i primi 6 minuti. Ancora 0-0 al Casamora. Prova la gran botta Cabiddu, larga. Va a recuperare la pallina ancora Cabiddu per il gemello Maldini. Un po' lunga. Maldini entra in area, va al tiro, ancora Agnata. Allora Dualde. Passaggio per Lopez, Ballestero, Lopez. Ancora forte De Marmi che attacca, il tiro a parte di Dualde, ma c'è la difesa che intercetta. E allora Cabiddu, costretto però a ripiegare Maldini. Esquibel ha cercato di fare blocco Escobar, ma si deve ripartire. Alla fine Cabiddu tiene la pallina 5 secondi nella propria metà pista e dunque possesso che torna al Forte dei Marmi del presidente Tosi, Piero Tosi. Ci sono state tante partenze in casa rossoblu, sicuramente pezzi da 90 come Federico Ambrosio e Eric Torner, senza citare Borgo, e quindi spazio ai giovani, soprattutto alla cantera. Forte Marmi è primo in Serie A2. Intanto ha provato la deviazione al volo Bozzetto su un tiro da centropista. Castiglione recupera. Cabiddu, ancora Cabiddu, limite dell'area, attenti, mettere in mezzo, ferma per un attimo Lopez, poi recupera. Cercare Dualde, servizio ancora per Lopez. Dualde, anche Sebastian Dualde, argentino di 28 anni, ex Huracan, ma ha giocato anche a Lorette. Poi la conclusione importante di Cabiddu e c'è la parata sempre di Ignata. Ricky Ignata, che è ancora giovanissimo, ha 33 anni, da Forte Marmi praticamente da 10 anni, dal 2016-2017, l'ultimo successo, gli europei giocati a Novara, è arrivato al terzo posto grazie anche alle sue parate. I mondiali, scusate, non erano gli europei, quest'anno si giocano gli europei. Riparte allora Bozzetto scarica però fino a pallina, arriva Lopez, poi nell'angolo Ballestero, scarica ancora a centropista, sempre Forte che manovra, ancora Ballestero. Se ne sono andati i primi 9 minuti, poi il fallo di Esquibel che ha battuto l'avversario. Fin qui pochi falli di squadra, poi in difesa Maldini ferma tutto. Riparte Cabiddu un po' di spazio, va alla conclusione, si immola però Lopez. Ora Maldini, Escobar, ancora Maldini in mezzo per Esquibel che riesce anche a tirare in un fazzoletto. Ignata ferma tutto. Decisamente più attacchi del Castiglione, ma i tiri non hanno fatto male al portierone veneto che difende i pali del Forte dei Marmi. Recupera intanto Ballestero a cercare Bozzetto, non ci sono stati cambi fino a questo momento. Se ne va allora Escobar, un po' di spazio, gira intorno alla porta, mette in mezzo per Esquibel, intercettato. Allora contropiede del Forte in area, non ho ben visto ma la pallina larga, probabilmente il tocco di Esquibel sull'incursione di Bozzetto. Escobar,
Sempre Castiglione in possesso. Va al tiro Escobar, bloccato da Ballestero, mentre Crudeli chiama il time out. Ora Escobar, Maldini un po' di spazio, carica il tiro centrale, Gnata va alla parata. Allora al forte dalla parte opposta, fermato Bozzetto, Eschibel, chiuso, mette in mezzo per Escobar che non ci arriva per un soffio. Allora forte già dalla parte opposta, va a terra o perlomeno inciampa Lopez, il fallo lo ha commesso il Castiglione. Arriva allora il time out chiamato da tecnico Roberto Crudeli, come detto uno degli Highlander di questo sport, ha vinto da tutte le latitudini. Time out però è stato chiamato allora da Massimo Bracali, forse l'aveva chiamato prima, ma insomma cambia poco. Anche a Bassano il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Si giocano anche alcune partite in Serie A2. Completare la giornata. Finito allora il minuto di sospensione. Forte Marmi vinto ben 11 titoli, 5 scudetti, l'ultimo un paio d'anni fa nel 23-24, 2 Coppe Italia, che quella nel 23-24 l'ultima, 4 Supercoppe, l'ultima nel 2021. Forte, insomma, ci sono vissuti anni importantissimi e soprattutto ricchi di successi. Bisogna però ripetere qualcosa. Forse non era partito il cronometro. Tendiamo un reset. Ancora qualche attimo, il cronometro deve essere riportato al punto esatto. Come dicevo, il Forte sopravanza il Castiglione di 7 punti, 14 per la formazione di Crudeli, solo 7 per quelli di Massimo Bracali, che non fanno punti da tanto tempo, vengono da 7 sconfitte consecutive. L'ultimo fu il pareggio proprio qui al Casamora contro il Giovinazzo per 4 pari. Le ultime sfide proprio nel 2008-2009, come detto, furono 2 vittorie per la formazione maremmana, 2-1 in entrambe le gare. Decisivo sempre Saez, che proprio qui al Casamora realizzò la doppietta, e poi a Forte dei Marmi grazie ai gol di Salvadori e ancora Saez. Sta ancora aspettando, proprio sotto la nostra postazione, che il cronometro venga riposizionato. Ma credo ci vorrà un pochino. Ecco il cronometro che viene riportato indietro, viene fatto scorrere sostanzialmente il tempo. Quando sarà al posto giusto si potrà tornare a giocare. Questo è inquadrato da Claudio Nonnini alla tribuna del Casamora. Non c'è super pubblico, ma insomma un po' di persone sono venute a godersi questo derby del Tirreno. Sembra riposizionato il tempo esatto. Uno scambio di intesa tra i Chelsea e Galoppi, i due fischietti che stanno dirigendo il match, e si può tornare a giocare. Ballestero
Tanto il Castiglione ha mandato in pista la Sorsa e Guarguaglini. Ancora Ballestero, sfera per Lopez. Ancora Ballestero che va al tiro. C'è una deviazione, poi la pallina va a incastrarsi dietro la balaustra. La rimessa in gioco e ancora per i versiliesi. Che rimangono così in attacco. Sfera per Lopez. Lopez prova un alzo e schiaccia, intercettato. Tenta di scattare Diego Guarguaglini. Bloccato. Alla fine Ballestero, si lotta ancora. Alla meglio, esce vittorioso lo spagnolo. Poi il passaggio, il tiro di Lopez, la parata di Saitta. Ma scatta allora Escobar. Poi la Sorsa per un attimo. La pallina a carambola. Tenta di recuperarla Escobar. Bloccato Lopez. Dietro per Bozzetto. È stato in pista anche con il numero 78 Tommaso Giovannelli, che è uno dei bomber della Serie A2, 19 anni, un talento che sta crescendo. Nella cadetteria, ma che Crudeli mette in pista al momento opportuno. Abbiamo superato metà del primo tempo, ancora sullo 0-0. Poi il tiro, la pallina filtra, ma si rimane con il forte a manovrare. Serie A2, ben 22 gol per Tommaso Giovannelli. Parte intanto Esquibel, una frenata, poi il tiro, la palla deviata. Sempre fermi 0-0 anche a Bassano, tra Bassano e Novara. Sono andati quasi 9 minuti. Poi ancora un tiro di Esquibel intercettato. Sempre però Castiglione a manovrare. La Sorsa tenta di far partire Maldini, che va a chiudersi alla sponda. Poi però si libera di Bozzetto. Maldini, il tiro! Para tutto Ognata. Poi dalla parte opposta c'è la paratissima di Saitta. Castiglione che riparte con Esquibel. Ancora un tiro alto. Ci sarà rimessa in gioco per il rossoblu, che vanno a nuovo cambio. Entra in pista anche il numero 17 per Carlo Cacciaguerra, altro 19enne di belle speranze. Ma il tiro Tommaso Giovannelli, bloccato, la Sorsa, pallina per Esquibel. Poi Ignata ferma tutto. Alla fine c'è un fallo, la Sorsa nella lunetta del portiere. Poi un gran tiro di Ballestero largo. Recupera Cacciaguerra. Bozzetto. Ferma tutto Escobar. Fa partire Guarguaglini. Indietro per Esquibel. Chiuso da Ballestero. Ancora Escobar. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Primo tempo non certo scoppiettante, ma decisamente godibile. Ignata allontana. Recupera Guarguaglini. Escobar, Esquibel, i due argentini, giovani argentini del Castiglione. Prova il tiro, ma l'Ignata non si lascia sorprendere. Allora c'è spazio per il contropiede. La parata di Saitta sulla conclusione di Bozzetto. Poi un fallo commesso dal Forte dei Marmi. Indicazioni di Crudeli.
che ha chiesto ai suoi più rapidità. Riparte allora Esquibel, Guarguaglini. Si è svegliato un po' il forte in questa fase della partita dopo che ci ha provato il Castiglione. Prova ancora la Sorsa, poi alza e schiaccia di Esquibel, Paragnata. Dietro per Escobar, chiuso da Ballestero con il fisico, ma resiste Escobar che tenta di mettere in mezzo, bloccato. Può partire allora Cacciaguerra. Tommaso Giovannelli, infine la pallina per Bozzetto, chiuso per un attimo, la recupera Ballestero che la mette in mezzo e c'è un clamoroso autogol, passa in vantaggio il Forte. Nulla da fare per Zaitta, non era un tiro pericoloso, ma la pallina lo ha scavalcato. Dunque si sblocca la partita, Forte dei Marmi 1, Castiglione 0. Non so se possiamo rivedere. Il gol assegnato a Ballestero, ma una deviazione nettamente involontaria. Ci riprova allora il Castiglione, alza e schiaccia. Intercettato. Recupera allora Escobar. Per Esquibel. Esquibel mette in mezzo, non ci arriva la Sorsa. Allora può attaccare Cacciaguerra. Poi prova ancora il tiro. Bozzetto intercettato, la Sorsa è già dalla parte opposta. Ancora la Sorsa dietro porta, aspetta l'arrivo di qualche compagno. Il tocco di Ignata, ma è uscito dalla porta. Arriva allora il time out chiamato, questa volta sì, dal Forte dei Marmi. Non so se possiamo rivedere il gol. Stiamo cercando. Un po' di riposo dunque per parlarci su. Castiglione ha subito un gol che è praticamente una torete. Il tiro di Ballestero, la pallina deviata. Finito allora il minuto di sospensione. Si può tornare a giocare. Castiglione è tornato in pista Cabiddu insieme a Maldini, Escobar e la Sorsa. Nel Forte mi sembra quintetto confermato. Una rimessa in gioco per la formazione maremmana. Si prova Cabiddu. Cabiddu per la Sorsa. Bloccato però da Dualde. Passaggio per Bozzetto. Bozzetto chiuso per un attimo. Poi si lotta ancora. Alla meglio Maldini. Maldini affrontato e scaraventato a terra da Ballestero. Arriva il fallo di squadra. Quinto fallo per il Forte dei Marmi. Escobar, Maldini. Cercare Cabiddu. Ancora Maldini.
6 minuti e mezzo alla fine del primo tempo equilibrato, rotto dal gol di Ballestero, ma la deviazione decisiva che ha messo fuori causa Saitta da parte di un giocatore del Castiglione. Intanto Gnata respinge e allora Ballestero, poi finisce a terra Lopez, gli arbitri fanno proseguire. La Sorsa va a terra, la Sorsa, anche in questo caso non c'è nulla, riparte la formazione di Crudeli, il tiro di Dualde, palla allontanata, recupera Escobar. La Sorsa, cercare Cabiddu, Maldini, ancora Maldini, Escobar mette in mezzo, la Sorsa recupera ma non controlla, è anche scivolato, allora può ripartire il forte. Lopez, siamo sempre a centropista, pallina per Ballestero, Ballestero ancora a cercare Dualde, Bozzetto, indietro per Lopez, siamo entrati negli ultimi 5 minuti. Ancora Ballestero che carica il tiro, gambali di La Sorsa, poi sfera in area ma lì non poteva farci nulla Dualde, allora attacca Escobar, chiuso da Lopez, duello argentino, poi il tiro al volo di La Sorsa sull'invito di Escobar, ma Gnata è attentissimo, ancora mischia in area ma i giocatori del Castiglione sono lontani, sempre La Sorsa, è stato gioco fermo perché si era spostata la porta da parte di Gnata. Allora Escobar ha recuperato la pallina per Cabiddu, Maldini al tiro ma alza troppo la mira, dunque rimessa in gioco per il forte. Avanza Bozzetto, ventenne ex Montecchio, poi Lodi per 3 stagioni. Ora Ballestero, Lopez, caduto Cabiddu, ma sempre forti De Marmi. Ballestero, Lopez, ancora Bozzetto, sempre forti De Marmi che sfrutta tutto il tempo, poi prova un tiro, Castiglione intercetta, Escobar, Cabiddu, anche il Castiglione con la difesa schierata deve ripartire, prova ancora Escobar, la pallina va a morire dietro la porta, la recupera Ballestero, ancora Bozzetto, Lopez, sono loro che cercano di far girare la squadra. Bozzetto, Ballestero che ha un po' di spazio, va al tiro ma in mezzo all'area c'è Cabiddu che poi riparte. Maldini, 2 minuti e mezzo alla prima sirena, sbaglia all'appoggio Maldini, allora Ballestero tenta di far partire Lopez, bloccato, nuovamente Maldini ha un po' di spazio, la stecca di Ballestero. Ora Bozzetto, Ballestero, prova il tiro, la palla respinta. Sempre Lopez, Ballestero, Lopez.
Ora Ballestero, poi il tiro da lunga distanza largo da parte di Bozzetto, si lotta ancora, il Forte recupera, poi nuovamente il tiro di Dualde, allontana Saitta, solo però il Forte dei Marmi con la conclusione, c'è la parata di Saitta su Dualde. Recupera allora Maldini. Escobar, Maldini. Castiglione dopo un buon avvio non ha più trovato la continuità. Forte passato in vantaggio con Ballestero, ma è un autogol. Sta controllando tanto Escobar in qualche modo. Siamo entrati nell'ultimo minuto, arriva il fallo commesso in zona d'attacco la formazione maremmana, qualche problemino per Gnata, ma prova Dualde. Bozzetto intercetta però la Sorsa. La Sorsa al tiro, nuova conclusione, sempre fermato. Difesa del Castiglione però è rientrata, ormai meno di 30 alla chiusura del primo tempo. Forte può tenere praticamente la pallina fino alla prima sirena. Bozzetto. Ballestero. Poi il tiro da lunga distanza largo. Ci ha provato Dualde. E arriva allora la prima sirena al Casamora. Si va a riposo con il gol assegnato a Ballestero, ma è stato sicuramente un autogol. Fin qui comunque una partita equilibratissima, meglio il quintetto di Bracali nella prima parte di gara, poi la rete del Forte che ha chiuso dunque la prima frazione. Con questo è tutto, a risentirci per la ripresa.
Squadre di nuovo in pista al Casamora, sta per iniziare la ripresa, allora l'autogol dovrebbe essere di Escobar. Siamo andati a ricercarlo, il tocco decisivo. Sul tiro di Ballestero. Riparte allora la ripresa, attacca il Castiglione con la maglia bianco-celeste. Recupera intanto Lopez, sfera per Bozzetto che va dietro porta, in area tenta di liberarsi Dualde, Bozzetto rimane, poi il tiro di Dualde, Saitta va alla respinta, recupera Esquibel, il Castiglione ci ha provato soprattutto all'inizio, la differenza la sta facendo Rechignata che ha parato tutto, Saitta però sul tiro di Ballestero nulla ha potuto, la deviazione lo ha praticamente messo fuori gioco. Sì, tocco con la stecca di Ballestero, di Escobar. Tanto riparte Bozzetto. Ancora Lopez. Lopez per Ballestero che non chiude. C'è la parata di Saitta, si era trovato un'autostrada Ballestero. Saitta è rimasto immobile. Intanto poi il tiro di Cabiddu largo. Manovra ancora Bozzetto, questa è una partita come detto molto importante soprattutto ai fini di una lotta salvezza. Ancora la conclusione di Dualde, para Saitta, subito Bracali chiama il time out, tanto si è sbloccato il risultato anche a Bassano, 2-0 il vantaggio Veneto sul Novara. Maldini, Escobar, Cabiddu, ancora Maldini, Maldini in aria per Esquibel, Gnata anticipa tutti, ancora Esquibel, tenta di infiltrarsi ma viene fermato, riparte Bozzetto. Lo pressa Escobar che poi è davanti a Gnata, Escobar! Gnata però ferma tutto! Ancora una paratissima di Ricky Gnata. Escobar si era forse allargato troppo. Cabiddu, Escobar, segnali di vita però dal Castiglione. Maldini. Ancora Esquibel. Siamo sempre a centropista. Escobar tenta di andarsene, un po' di spazio per Esquibel, Gnata ancora una volta, Gnata, sempre Ricky Gnata. Ora Lopez, chiuso, torna indietro per Ballestero, Bozzetto, ancora Lopez. Poi però Esquibel tentava un furto, è arrivato il fallo, la spinta. Mi arriva anche il time out chiamato da Bracali, che sta incitando i propri giocatori. Qui inquadrata la panchina di Massimo Bracali, che sta dando indicazioni ai suoi. In qui, come detto, sta decidendo l'autogol di Escobar. Il tiro di Ballestero. Escobar ha allungato la stecca e praticamente ha messo fuori causa Saitta.
Finito allora il minuto di sospensione, si riparte con la punizione a favore del Forte, manca una vita alla chiusura. Ancora Ballestero, cercare Tommaso Giovannelli, poi pallina per Dualde, sempre Giovannelli, Lopez, poi il lancio in avanti, va giù Tommaso Giovannelli che non fa una piega, è andato a contatto con Esquibel, si è lamentato molto Crudeli. Escobar, Maldini, ancora Escobar, chiude però Ballestero, poi tenta una giocata Esquibel, recupera Cabiddu. Sono andati i primi 4,5, si rimane sempre sull'1-0 in questo derby del Tirreno. Anche Cabiddu è andato a terra, non c'è fischio. Gli arbitri, due fischietti importanti della nostra Serie A, come Alessandro Eccelsi Novara e Matteo Galoppi di Follonica, che ha preso il posto di Ulderico Barbarisi impossibilitato. Poi il tiro di Ballestero, la paratissima di Saitta. Ancora Cabiddu in area, alla fine Ignata allontana. Forte già dalla parte opposta, Tommaso Giovannelli, gol! La rete di Tommaso Giovannelli, e per lui è il primo gol in Serie A1, che lo festeggia qui a Castiglione della Pescaia, botta centrale, 5-11, fa 2-0. Lo rivediamo. Ignata allontana, Giovannelli parte centralmente, nessuno lo ostacola e infila l'incrocio dei pali. Allora Esquibel, Escobar, il Castiglione nuovamente sotto. Cabiddu, cercare Escobar in area, la palla rimane lì, poi il tiro ancora allontanata. Ci ha messo forse una pezza, Ignata, arriva un altro fallo, Cabiddu a terra. Gli arbitri fischiano il fallo. Ancora in area, un colpo. Finita a terra Cabiddu, un altro giocatore, credo Cabiddu. Cartellino blu. Scontro con Lopez. Non so se possiamo rivedere. Dovrebbe essere questa l'azione, con Esquibel che mette in mezzo, Cabiddu smanaccia e si prende il cartellino blu. E adesso 2 minuti di power play. Per il Forte dei Marmi. Sta cercando la pallina. Viene presa sostanzialmente quella di riserva. Alla fine viene trovata. Adesso 120 secondi per il Forte da sfruttare. Il Castiglione deve difendersi. Intercetta Maldini, va avanti, seguito da Lopez. Maldini in area, lotta come un leone, recupera, alla fine con il pattino gli porta via la pallina Bozzetto.
E allora classica difesa a 3 per chi gioca con un uomo in meno. Ballestero, il tiro, scusate, Saitta va alla parata, poi scatta Esquibel, linee centrali, il passaggio al centro, ma lì non c'è nessuno. Quasi un minuto di superiorità, se n'è andato. Bozzetto in area, il tiro, Saitta vola e va a dire di no a Ballestero. Grandissima la parata a incrociare. Escobar, lancio in avanti a cercare Maldini, è rimasto solo. Esquibel va al tiro, ma lì Ignata para. Castiglioni tenta anche con un uomo in meno. Escobar, Esquibel, lancio per Escobar, intercetta Ballestero. Allora forte De Marmi che imposta, Lopez, Dualde, Lopez, ferma tutto, Escobar, è un testa a testa, va Escobar, il tiro! Ignata, sempre lui, Ricky Ignata, salva la propria porta. Finito allora il power play, ha rischiato di più il forte, a dire la verità. Si rimane però sul 2-0 per la formazione rossoblu. Intercetta Esquibel che viene agganciato, protesta il pubblico del Casamora. Lopez commesso il fallo, non so se possiamo rivedere, chiedevano un cartellino blu i giocatori del Castiglione. Qui c'è stato l'intervento di Esquibel, poi il tocco da dietro di Lopez. Ancora Esquibel, Escobar, Maldini, Castiglione attacca a testa bassa, ma Forte si difende. Ne sono andati quasi 8 minuti e mezzo. Escobar, cercare Maldini. Maldini pensa di metterla in mezzo, la pallina filtra ma poi viene allontanata. Allora Dualde, Bozzetto, Tommaso Giovannelli che ha bagnato dunque con un gol in A1. Ancora Ballestero, prova il tiro, la palla intercettata, tenta di recuperarla Esquibel, poi la balaustra, fallo commesso Ballestero che ha chiuso la pallina. Qualche problemino per Esquibel, ma Maldini, Escobar, cercare la Sorza, indietro ancora per Maldini. Castiglione però non riesce a trovare Spiragli e quando le trova lì c'è Ricky Ignata. Ancora Escobar, aspetta l'arrivo di qualche compagno, gli fa strada la Sorza, poi Escobar ripiega su Maldini. Maldini mette in mezzo, tocca la Sorza, para Ignata. Viene fischiato l'interruzione del gioco, da spostare la porta. Castiglione ci mette impegno ma non trova i gol. Maldini, Esquibel, ancora Maldini, un po' di spazio ma chiude
Dualde, poi il tiro ribattuto, recupera Tommaso Giovannelli. Palla carambola. Bozzetto. Tommaso Giovannelli però bloccato da Esquibel. Ora Maldini per Esquibel. Facundo Esquibel. Tommaso Escobar. Il fallo lo ha commesso il castiglionese tenendo lontano l'avversario. Intercetta ancora Maldini. Costretto però all'allargarsi a Troporta. Poi la conclusione di La Sorsa. E c'è la respinta con la pallina che esce fuori dalla pista. Possesso nel Forte dei Marmi. Il tocco allora era stato di un giocatore del Castiglione. Sfera ancora per Tommaso Giovannelli. Dualde. Dualde le finte. Va al tiro largo. Non intercetta La Sorsa. Intercetta Giovannelli. Poi finisce a terra. Gli arbitri gli fanno proseguire. La Sorsa per Esquibel. Prova Esquibel ma penetrare è difficilissimo. Dualde intercetta. Bozzetto. Ancora Dualde, il tiro. Saitta va alla parata. Maldini recupera. Accelera per vie centrali. La Sorsa in area, La Sorsa. Non ha un buon controllo. Castiglione comunque recupera. Ancora Maldini. Passaggio intercettato, Dualde. Poi Escobar. Escobar sbaglia l'appoggio, recupera Ballestero. Ancora Tommaso Giovannelli. Poi l'alza e schiaccia da parte di Bozzetto. Che ha commesso anche fallo, sostanzialmente franando su Saitta. Stiamo per arrivare a metà della ripresa con un gol per tempo. Forte sta conducendo questo derby. Esquibel. Escobar, ancora Esquibel. Passaggio di Esquibel ma La Sorsa è andato dalla parte opposta. Poi ancora in area, Saitta intercetta. Indietro per Ballestero. Giovannelli. Ora Dualde. Tiro da lunga distanza. Si lotta ancora in area. Alla fine alla meglio Maldini. Recupera Tommaso Giovannelli. Finisce a terra Maldini. E allora il Forte può scattare in contropiede. Saitta ferma tutto. Maldini è rimasto a terra e allora gli arbitri bloccano la partita. Arrivano anche sanitari e sarà costretta a uscire Maldini. Al suo posto è entrato Cabiddu. Entra in pista anche Filippo Montauti. Si riparte con Escobar, Cabiddu. Proprio Montauti. Montauti al tiro. Palla intercettata da Bozzetto.
manovra il forte con Dualde, Bozzetto, ancora Tommaso Giovannelli, un po' di spazio, poi ancora Ballestero, va al tiro Dualde ma a largo, Montauti, Escobar, Castiglione sembra aver finito le energie, forte in controllo della partita, anche se manca ancora tantissimo. Bozzetto, cercare Ballestero, Ballestero la conclusione, prova la deviazione Giovannelli, poi intercetta Cabiddu, costretto però ad aspettare Montauti, 10,5 alla fine, Montauti non trova più la pallina, allora Bozzetto, il tiro, Saitta para. Dualde, Sebastian Dualde, ancora Giovannelli, sempre Dualde, Bozzetto, in qualche modo Ballestero la ricaccia lontana, alla meglio Dualde, poi ferma tutto Escobar, Cabiddu, la Sorsa, cercare ancora Escobar, Cabiddu cerca lo spazio, il tiro, nulla da fare, si lotta ancora, Dualde, passaggio al centro, in qualche modo Escobar si lamenta, il forte De Marmi, ancora Cabiddu, niente da fare nemmeno per lui, Dualde reclamava un tocco sul bastone, Bozzetto, Dualde, gol! Un gran gol del numero 5, Sebastian Dualde, che al volo, passaggio di Bozzetto, la infila alle spalle di Michael Saitta. Forte De Marmi 3, Castiglione 0. Andiamo a rivedere questo gran gol di Dualde al volo. Poi lancia anche la stecca in aria. C'è anche un minuto di sospensione, il Castiglione, come detto, gioca con tutte le armi che ha, ma alla fine trova sempre squadre che hanno decisamente la panchina più lunga e anche giocatori più bravi. Finito il minuto di sospensione, 9 minuti alla fine, ma il forte Marmi conduce senza troppe pressioni. Eschibel, ancora Maldini, sempre Eschibel, dietro ancora per Maldini, Castiglione prova ad attaccare ma il forte si difende, il tiro centrale Ignata, ma la deviazione, si impegna la Sorsa, pallina esce. Rimessa in gioco per i biancocelesti, Maldini, va Maldini, il tiro, Ignata è sempre lì,
È praticamente un baluardo insuperabile. Prova ancora, l'alza e schiaccia, Esquivel, blocca tutto, Ognata. Sempre Esquivel, tiro ma intercetta addirittura la Sorsa. Poi dalla parte opposta Bozzetto, ferma tutto Saitta. Escobar, gran botta, e Ignata salva ancora sulla Sorsa. È un campionissimo Ignata. Maldini, ora Escobar prova il tiro, la palla si impenna. Tanto a Bassano, il Bassano è sempre avanti 2-0 sul Novara. Recupera Tommaso Giovannelli, passano i minuti. Lopez, Bozzetto, Ballestero, Lopez, tiro di Lopez larghissimo, poi la pallina rimane lì, Bozzetto e Saitta, attento, para, forte però recupera Tommaso Giovannelli, tenta un assist al centro, Escobar, Maldini, ancora Maldini, un po' di spazio ma prova il tiro, la pallina filtra ma esce, e allora il forte può attaccare con Lopez, Saitta ferma tutto. Esquivel lascia per Escobar, andiamo a cercare Santoni, entrato in pista, passaggio di Maldini intercettato. Ballestero, Lopez, forte, gestisce questa fase del match quando mancano poco più di 5 minuti alla fine. La pallina si impenna sul tocco della stecca di Maldini, la rimessa in gioco sarà per il forte. Ancora Bozzetto, c'è il tocco però dell'arbitro Matteo Galoppi, che ricordo insieme a Alessandro Eccelsi sta dirigendo il match. Bozzetto, cercare Lopez, finiti 45 secondi, possesso che torna al Castiglione, passaggio per Escobar, va al tiro Escobar, la deviazione, Magnata è attentissimo, recupera Esquivel, poi il tiro ancora di Maldini e sempre Ignata. Dietro a Giovannelli, Ballestero, Lopez, Bozzetto, non hanno riportato avanti entro 5 secondi la pallina ai giocatori del Forte, possesso che torna al Castiglione. Bisogna ripetere. Prova Esquivel, recupera Santoni,
Maldini, ancora Esquibel, conclusione larga, forse anche deviata. Lopez, Santoni si impegna, blocca, parte Maldini, ancora Maldini, tenta di trovare spazio, prova anche in tiro ma intercettato. Escobar, conclusione ma Santoni fa il difensore, quindi niente da fare. Bozzetto, Ballestero, Lopez, ancora Ballestero, siamo entrati negli ultimi 3 minuti con il Forte dei Marmi che ha saldamente in mano la partita. Recupera il Castiglione ora con Maldini, cercare Escobar, difficile anche trovare il gol della bandiera. Ma recupero Esquibel, poi la pallina in area, Gnata la allontana, si lotta ancora, Ballestero allontana, poi parte Bozzetto, il fallo l'ha commesso Maldini, arriva allora il time out chiamato da Roberto Crudeli. Con questi 3 punti il Forte Marmi sale a 17, stacca di 10 lunghezze proprio in Maremmani. Mentre a Bassano sempre 2-0 Lubrocker sull'Azzurra Novara. Gol maturati nel primo tempo. Finito allora il minuto di sospensione. Ultimi 127 secondi e poi sarà conclusa anche la 19ª giornata per la Blue Factor Castiglione e l'Hockey Versilia Forte dei Marmi, che torna a vincere addirittura in trasferta. Ballestero, Tommaso Giovannelli, autore del gol del 2-0, primo in Serie A, poi agganciato Bozzetto, ma ormai ci aspetta solo la fine.
Bozzetto, poi secondi al tiro, Ballestero, la conclusione alta di Bozzetto. Allora, ultimo minuto. Passaggio in avanti a cercare Guarguaglini, che lotta. Alla fine però 10 secondi sono trascorsi, il Castiglione ha superato il centropista. Forte, che torna dunque in Versilia con un bel successo. Castiglione costretto ancora a mangiarsi le mani, ma la stagione è ancora lunga purtroppo. Deve ritrovare un po' di spirito il quintetto di Massimo Bracali per affrontare appunto l'ultima fase del campionato. Ma ai pochi secondi chiudere la sfida. Bozzetto, palla in area allontanata, la recupera Guarguaglini, il tiro proprio sulla sirena. Si chiude dunque allora il match. Forte dei Marmi sbanca il Casamora per 3-0. Non è bastata un'altra gara di cuore dei biancocelesti. Trovato il gol del vantaggio con l'autorete di Escobar sul tiro di Ballestero dopo 16 minuti del primo tempo. Il Forte dei Marmi ha sostanzialmente controllato nella ripresa il 2-0 dopo 5 minuti di Tommaso Giovannelli, e poi il 3-0 al volo, forse il più bel gol di serata di Dualde, per il definitivo 3-0. Le squadre vanno ai saluti. Prossimo match sarà il derby al Capannino tra Follonica e Castiglione. Una gara sempre particolare, all'andata fu clamoroso perché il Castiglione vinceva 5-0, andò a perdere poi 8-5. Il Forte dei Marmi invece dovrà recuperare anche la gara con il Monza il 18 di febbraio, e poi la prossima sfida sarà ancora interna contro il Bassano. I giocatori del Forte salutano i tifosi arrivati dalla Versilia e poi prendono la via degli spogliatoi. Con questo allora è davvero tutto dalla Casamora. Io ringrazio Valentina Nesi per la regia, Claudio Donnini per le riprese, da Enrico Giovannelli un saluto e ringraziamento. Alle prossime sfide con l'hockey su pista.